Sono Ugo Ticozzi, uno dei componenti del Comitato Progetto per Venezia, che organizza questo ciclo di trasmissioni Incontri con la città. Il Comitato Progetto per Venezia non è un comitato politico, non è un comitato elettorale, vuole essere un comitato di servizio che si propone, dopo 100 anni dal primo progetto della città, quello di Volpi e Ricini dei primi del Novecento, di fare un nuovo progetto per la città, ritenendo che quello di allora, che però è stato importante perché ha consentito la nascita di Porto Marghera, la Biennale, la Mostra del Cinema e il Casinò, ma che si è datato e comunque da superato e da fare un progetto nuovo per la città. A margine di questa iniziativa, il Comitato ha organizzato una serie di trasmissioni, appunto queste, Incontri con la città, alle quali partecipano esponenti della cultura, della professione e uomini politici per discutere dei principali problemi della città. Oggi parliamo della città metropolitana. Secondo lo standard Metropolitan Area dei censimenti statunitensi, la città metropolitana è una definizione sociologica di una realtà costituita da una città maggiore di almeno 40-50 mila abitanti e di una realtà minore costituita da una città satellite di almeno 20-25 mila abitanti. E la definizione viene definita città metropolitana quando ci sono fra le due realtà elementi di unione di tale rilevanza da considerarle in qualche modo fra loro strettamente connesse. Quindi nasce ex post nella definizione sociologica americana. In Italia invece la città metropolitana è una definizione amministrativa, è una scelta fatta dallo Stato, il quale ha definito certe città come città metropolitane, tra queste città c'è anche Venezia, e la città metropolitana ricomprende tutta la provincia di Venezia, quindi saremo tutti veneziani da Portogruaro a Cona e a Cavarzere, anche se non è ben chiaro cosa questo significhi. Accanto a questa prima definizione di città metropolitana ce n'è una seconda, o almeno un'ipotesi, di ampliare poi la città metropolitana così come è definita attualmente alle province di Padova e di Treviso e in particolare le città di Padova e di Treviso di fare quella che si chiama la Patrevé, di cui si sente parlare fin dai primi anni 60, quindi ha una storia oltre 50 anni alle spalle e va trovata una definizione urbanistica di questa realtà perché finora lo sviluppo di quest'area industriale ed economica è avvenuto senza regole, perché le regole dei singoli amministrazioni comunali sono rimaste fra loro separate, tant'è che un illustre politico del passato, Ettore Benziche, la definiva una conurbazione. Su questo darei la parola a persone oggi intervenute, che sono il professor Roberto D'Agostino, urbanista, l'architetto Gianfranco Vecchiato, che è stato anche assessore all'urbanistica del Comune di Venezia, e l'avvocato Ugo Bergamo, uomo politico illustre della nostra città. Per primo darei la parola al professor D'Agostino, prego. Di città metropolitana, come ha ricordato l'avvocato Ticozzi, parliamo ormai da più di 20 anni. Io posso dire che è sempre esistito un equivoco quando abbiamo parlato di città metropolitana a Venezia, un equivoco, anzi due equivoci, un equivoco di carattere, diciamo, dimensionale, di quale è la città metropolitana di Venezia, e un equivoco di carattere politico, di quali poteri deve avere la città metropolitana di Venezia. E l'equivoco di carattere dimensionale sta tutto nel gioco Patreve o città più piccola. La Patreve non può essere una città metropolitana, perché la città metropolitana deve avere un governo metropolitano, un sindaco metropolitano, poi vediamo come questo sindaco verrà nominato, e deve avere, diciamo, una identità culturale unitaria, mentre Patreve è un'area, è certamente un'area metropolitana, è un sistema di funzioni, di servizi, di reti, di attività produttive che purtroppo non sono state tenute insieme in questi decenni, ma che dovrebbero essere tenute insieme. Quindi Patreve è un'area metropolitana. La città metropolitana è un'altra cosa, è una configurazione amministrativa sicuramente più ridotta. Il titolo della
del nostro incontro è metropolitana, città madre o matrigna, la città metropolitana è quella città madre che ha generato un certo tipo di conurbazione, ma Venezia non ha certamente generato la conurbazione di Padova o di Treviso, ha generato una sua propria conurbazione. Quella può essere la città metropolitana di Venezia, quindi una città molto più ristretta, che non coincide né con la Patreve né con la provincia, è un'altra cosa ancora, poi ne parleremo. L'altro elemento, diciamo l'altro equivoco, o meglio l'altro nodo irrisolto, è la questione politica. Bisogna vedere se la città metropolitana è un coordinamento tra diverse amministrazioni, quindi è un ente di secondo grado in cui il governo metropolitano non è un governo eletto, ma è un governo nominato dai diversi consigli comunali, oppure se la città metropolitana è un ente di primo grado, cioè c'è un'elezione di un sindaco metropolitano, di una giunta metropolitana, di un consiglio metropolitano. È chiaro che questa è una differenza sostanziale, perché un ente di secondo grado può essere al massimo un coordinamento di funzioni, un ente di primo grado invece avrebbe il potere politico di gestire i problemi di quella città generata dalla città madre Venezia, nelle sue diverse articolazioni che si estendono fino a un certo limite di cui magari nei passaggi successivi dirò qualche cosa. Grazie, a questo punto l'argomento è indubbiamente interessante, ci torneremo, anche perché credo che la definizione di città metropolitana come ente politico, come ente di secondo grado sia importante, c'è però una legge la quale dà delle definizioni. Ma darei la parola all'architetto Vecchiato, che è stato anche assessore del Comune di Venezia e che quindi in questa materia ha già approfondito alcuni concetti. Prego, architetto. La città metropolitana, così come adesso la stiamo verificando, è stata inserita all'interno di altre 10 città metropolitane nel 2012. Però nell'inizio degli anni 70, quando furono fatte le regioni, già all'articolo 2 della legge speciale per Venezia si istituiva un comprensorio tra città, che poi nell'anno successivo, mi pare nel 1994, furono estesi a 16 comuni, di cui un paio, in particolare Mogliano e Codevigo, erano una in provincia di Treviso e una in provincia di Padova. In realtà poi questa cosa non è mai decollata. Ci si è ritornati e adesso la cosa è stata inserita con una modifica all'articolo 5 della Costituzione. Lo Stato tra i suoi organi istitutivi c'ha anche le città metropolitane, quindi è un fatto in qualche modo acclarato, tant'è che in anni recenti, nel 2003, dopo che nel 2001 è stato modificato l'articolo 5, il Comune di Venezia aveva ritenuto di procedere con una sua prima ridefinizione interna amministrativa con la costituzione di 6 municipalità che avrebbero dovuto essere un primo tassello. In realtà c'è stato subito un ricorso da parte della Regione, si attende il 24 di questo mese per capire se il ricorso di incostituzionalità sulla delimitazione della città metropolitana di Venezia avrà o no da parte della Corte Costituzionale un esito, e quindi probabilmente si tratterà di ritornare a parlarne alla fine del mese, ma sicuramente aver definito il perimetro della città metropolitana coincidente con il limite provinciale, a mio parere, è uno degli elementi di limite della città metropolitana. Bisogna ricordare che il perimetro della provincia di Venezia nasce sostanzialmente agli inizi dell'Ottocento sotto la trasformazione delle province prima napoleoniche e poi austriache che arrivavano nel Dipartimento del Tagliamento, quindi poi in realtà
Si tratta di una fascia estesa per 120 km, larga in media 25, con 44 comuni dove tra San Michele al Tagliamento, Bibione o Cavarzere dei Cona non c'è praticamente nessun denominatore comune se non essere, diciamo, all'interno dell'area veneziana. Quindi ci sono degli aspetti che andrebbero in qualche modo approfonditi, anche perché la legge indica come referente di sindaco metropolitano il sindaco della città capoluogo. E naturalmente, come diceva prima l'architetto D'Agostino, si tratta di una provincia variegata sia sotto il punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista politico e culturale, e questa è una questione che naturalmente troverà nella discussione che si è già fatta nei mesi precedenti, e ancor più in questa fase molto difficile, perché come sappiamo il Comune di Venezia ha un commissario e quindi avrebbe dovuto partire dal 1° gennaio del 2015, invece si è fatto slittare, diciamo, dopo il periodo elettorale. Siamo passati da una disamina tecnica a una disamina politica dei problemi della città metropolitana, e su questo credo che sia interessante sentire l'avvocato Bergamo, che di questa città è stato esponente politico per molti anni e la conosce a fondo. Prego, avvocato Bergamo. Sì, che ci sia un'esigenza di giungere ad una pianificazione che supera gli ambiti e i confini dei comuni è evidente. Si tratta di capire qual è l'ampiezza di quest'area che va sottoposta a una pianificazione comune e quali sono le funzioni, le competenze, le responsabilità nella scelta di programmazione urbanistica, socio-economica e culturale che si affidano a queste nuove realtà che stanno per nascere, cioè le città metropolitane. È da molto tempo, da moltissimi anni che si parla di questo, l'abbiamo sentito addirittura, siamo risaliti agli anni 60-70. Io mi ricordo che quando ho svolto il ruolo di sindaco di Venezia, per la prima volta ho ospitato a Palazzo Ducale delle riunioni importanti con il sindaco di Treviso, Pavan allora, il sindaco di Padova, per dare corpo a un processo di maggiore integrazione e di comune pianificazione delle nostre 3 aree comunali, però estese ovviamente alle province, alle aree provinciali retrostanti. Non c'erano ancora le leggi che supportavano questa indicazione, ma era una prospettiva che come veneziani, trevigiani e padovani sentivamo, che però per troppo tempo è rimasta poi inattuata. Oggi si giunge al riconoscimento da parte dello Stato che nel sistema delle istituzioni del Paese, oltre alle regioni, non più alle province che dovrebbero essere anche soppresse in sede di modifiche costituzionali, deve nascere un'area intermedia, una realtà intermedia che sono appunto le città metropolitane, che sono assurte anche a dignità costituzionale perché sono state inserite anche nella recente modifica della Costituzione, quindi siamo ad oggi anche non rispettosi di quelle che sono le innovazioni importanti che anche le istituzioni si sono apportate a questo fine. È evidente che però le scelte compiute sono come sempre scelte limitate e senza un grande respiro. L'aver definito intanto città metropolitana dà il senso di una limitatezza, perché è più opportuno e importante parlare di area metropolitana, che allora ha un senso, perché vuol dire dare respiro ad un'area vasta dove i comuni possono mantenere le loro identità e specificità, però all'interno di una programmazione comune dello sviluppo del territorio. Così come ritengo sbagliato farla coincidere forzosamente con l'intera area provinciale, perché è insufficiente o inadeguata a cogliere la valenza di una necessaria aggregazione più ampia, che non può che guardare anche oltre lo stretto ambito provinciale e anzi non necessariamente guardare l'intera provincia. Quindi uno studio sul reale dimensionamento culturale, storico e di necessità socio-economiche e culturali da privilegiare e armonizzare
non si è fatto. L'avere previsto tra l'altro che il presidente della città metropolitana sia il sindaco della città capoluogo, anche qui mi sembra riduttivo e umiliante per il resto del territorio, che non si sente protagonista di questo processo di piena integrazione, dove proprio quello che vediamo anche nel titolo, Venezia città madre o matrigna, è sempre stato il grande tema della reazione della provincia o dell'intero Veneto verso il riconoscimento dell'importanza di Venezia, ma non invece assolutamente di un volersi assoggettare a un ruolo guida o egemone che questo concetto di presidente assegnato già di fatto al comune capoluogo attribuisce alla realtà veneziana. Credo che sarebbe molto più importante nominare il presidente della città metropolitana da parte di tutti i cittadini che vi appartengono, perché sia sentita come propria e non come una forzatura nei loro confronti. La legge lo consente solo se e in quanto il Comune di Venezia attuale venisse diviso in più comuni, cosa che può avvenire non tanto prima dell'attuazione e l'entrata in funzione della città metropolitana, ma soltanto per legge dopo che la stessa è stata insediata e su delibera del Consiglio Comunale di Venezia, con un referendum che dovrebbe interessare l'intera città metropolitana, quindi anche i comuni limitrofi. Questo è il percorso che vi ho disegnato. Però io credo indispensabile che il sindaco, il presidente della città metropolitana, sia votato e sia espressione di tutti i cittadini che appartengono all'area di riferimento e non soltanto alla città, al comune di Venezia, perché sarebbe una provocazione difficilmente accettabile da parte degli altri. E non li farebbe sentire pienamente partecipi di un processo importante di riqualificazione, di nuovo sviluppo, di integrazione reale, che però deve guardare oltre i confini provinciali. Ormai dobbiamo ritenere Padova e Treviso sicuramente delle realtà fortemente integrate, dove il sistema della mobilità, se opportunamente studiato e realizzato, può veramente far sentire tutti parti di un unicum, dove il sistema fieristico, il sistema dei musei, il sistema dello sviluppo industriale e economico è vissuto come un'unica grande opportunità, dove andare dal centro di Padova al centro di Venezia non è considerato un viaggio quasi dai tempi indefiniti, ma una mobilità quasi come andare nella piazza vicino a casa piuttosto che al caffè nella realtà più vicina. Credo che appunto per questo valga il concetto di una volta: abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. In questo caso abbiamo fatto la città metropolitana di Venezia, oggi dobbiamo fare i cittadini metropolitani. Quest'ultima annotazione dell'avvocato Bergamo è certamente importante. La città metropolitana oggi è è puramente formale, bisogna passare a realizzarla e certamente i problemi che già sono stati evidenziati non sono pochi, da quello della dimensione provinciale che certamente non corrisponde a una realtà sociologica, a quello della problematica patria vecchia, chiamiamola, in cui anche qui non siamo di fronte a una realtà, a una metropolitana in senso tecnico, ma certamente a un'unione che c'è ma che ha un significato diverso. E su questo darei la parola di nuovo al nostro urbanista, l'architetto D'Agostino. Prego. Mi sembra che le posizioni che sono state espresse, cioè in questo panel ci troviamo tutti abbastanza d'accordo. Direi proprio di sì. Noi possiamo dire questo, che in Italia esiste una parola magica che si chiama riforma. Bisogna fare le riforme, ma nessuno mai a fondo ragiona sul contenuto delle riforme che si fanno, perché le riforme possono essere riforme fatte bene o riforme fatte male. Non c'è ombra di dubbio che la riforma che si chiama Città Metropolitana di Venezia è una riforma fatta male. Ed è una riforma fatta male per i motivi che sono stati richiamati e che rendono... 10 città sono state messe insieme e si è fatta la stessa norma per tutte e 10 senza tener conto di realtà specifiche che sono diverse. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E secondo me noi dobbiamo veramente tenere distinti due livelli, perché
Quando noi parliamo di area metropolitana, è un'area, come è stato richiamato, è un'area che ha delle caratteristiche economiche, funzionali, di relazioni infrastrutturali, ma non può essere un'area identitaria. Il cittadino di Padova non può riconoscere il sindaco di Venezia come proprio rappresentante. E un'area identitaria invece potrebbe essere l'area intorno alla grande Padova, la grande Treviso, la grande Venezia, quelle possono effettivamente diventare aree identitarie e allora possono diventare aree politiche, ma sono due funzioni completamente diverse. La città metropolitana, certo. che non è per la Patreve, che non esiste per legge, è affidata all'intelligenza, alle capacità e alle buone volontà delle istituzioni politiche, ma anche delle istituzioni culturali, penso all'università. Le università di Padova e di Venezia, si parla di Politecnico Veneto, ecco, queste sono cose che potrebbero essere messe in campo e che non c'entra con le leggi. La città metropolitana è tutto un altro discorso. E vorrei sentire l'architetto Vecchiato, perché qui si riprende un tema che lui aveva già sottolineato, quello della città metropolitana che in fin dei conti, comprendendo Portoguaro e Cavarzere, non corrisponde alle realtà sociologiche. Allora, siccome poi la legge è questa, come lo risolviamo questo problema? Ma le vere trasformazioni, le evoluzioni più che le rivoluzioni devono partire dal basso, constatando che ci sono storicamente sempre state delle forti identità regionali. E si ricordava prima della trasmissione come arrivando in aereo di notte si veda come il Veneto sia diventato oramai un'unica diffusione di lumini che in qualche modo hanno moltiplicato quello che era un policentrismo fino agli anni 50-60, facendolo diventare sostanzialmente un sistema che si diffonde per ambiti reticolari ma sempre più intensi. Io leggevo l'altro giorno un'intervista che ha fatto su un quotidiano l'industriale veneto Giovanni Rama, che è uno dei più noti, fra l'altro a livello veneto e anche internazionale. Lui lamentava la burocrazia, i difetti della burocrazia, i tempi della burocrazia e raccontava un episodio di come in 6 mesi lui abbia ottenuto negli Stati Uniti la possibilità di raddoppiare la superficie dell'azienda che aveva già installato là e come invece stia aspettando da 5 anni qua un parere analogo. Lì la differenza, fra l'altro, diceva Giovanni Rama, gli architetti che gli stanno facendo il progetto sono equiparati a dei pubblici ufficiali, quindi loro si assumono sulla base delle leggi e delle norme le competenze autorizzative. Noi discutiamo nell'ambito della riforma delle città metropolitane di una nuova architettura dell'intera struttura statale. Difatti il dibattito non riguarda più soltanto le regioni, perché anche di queste si sta discutendo da un po' di anni, ci sono anche dei disegni, delle proposte, disegni di legge che tenderebbero a diminuirne il numero. In Francia, per esempio, sono passate, mi pare, da 22 a 10. Da noi, in queste 20 regioni, ci sono delle ipotesi di farle arrivare a 10, a delle macro regioni. Naturalmente, in un paese così complesso, storicamente, morfologicamente, culturalmente, anche urbanisticamente come l'Italia, passare dalle teorie ai fatti è molto difficile. Non è soltanto una questione di avanzamento o di arretramento da parte del dibattito delle forze politiche, è una difficoltà legata anche alla segmentazione, alla frammentazione della società nostra, insomma, complessivamente, in particolare anche di quella veneta. E naturalmente quando la politica entra su questo ne deve tener conto. Per esempio il fatto che, mi ricordo, ne parlava ancora uno scrittore, un giornalista come Meccoli negli anni 70, quando fu ridisegnato lo Stato unitario italiano, il numero delle regioni, anche delle province, non era ancora stata completata
unità nazionale, il Veneto anzi si aggregò nel 1866, forse non molti ricordano che Udine non era il Friuli Venezia Giulia, era una provincia veneta fino praticamente alla Seconda Guerra Mondiale. Poi con la perdita dei territori ad est fu creata nel dopoguerra la regione Friuli Venezia Giulia e fu staccata la provincia di Udine, a cui poi si staccò anche la provincia di Pordenone. Sappiamo come in quel quadrante orientale, diciamo, della provincia di Venezia ci siano state più volte dei tentativi o di aggregazione con la provincia di Pordenone o addirittura insieme con San Donà di creare un'altra provincia. Come ricordava prima D'Agostino, le amministrazioni di Venezia negli ultimi anni hanno cercato, ancor prima che in qualche modo si arrivasse alla definizione giuridica, diciamo, di questo, di avere dei rapporti costanti con le amministrazioni delle città capoluogo vicine. Il fatto che Treviso sia poco più di 20 km da Venezia e Padova poco meno di 30, insomma, costituisce in realtà uno degli elementi del peso di queste tre, però la popolazione che vive all'interno di questi 240 comuni, se si prendono, diciamo, queste tre realtà geografiche, è superiore al 50% di quella dell'intera regione, ed è evidente che se si dovesse tagliare in maniera semplice questo fatto, è l'ente regione che entrerebbe naturalmente in crisi. Certo. Le riforme vere, a mio parere, si fanno mettendo attorno al tavolo tutti i soggetti. Quindi si tratta che la regione in questi 40 anni ha avuto sicuramente degli meriti dal punto di vista propulsivo, ma anche tanti difetti. Per esempio, dal punto di vista urbanistico non si può dire che dal 1970 ad oggi, con la presenza delle regioni, il Veneto, diciamo, si sia sviluppato in maniera ordinata. In un dibattito l'anno scorso, il politologo Feltrin, entrando su questo tema, diceva con un'ironia però amara che se si dovesse fare la somma delle previsioni insediative di 581 comuni del Veneto si arriverebbe attorno ai 15 milioni, quindi è evidente che uno degli elementi utili uno degli elementi utili per una funzione integrativa di più comuni sarebbe quello dal punto di vista normativo, oltre a quello dei servizi, delle infrastrutture, perché uno degli elementi sostanziali per cui si arriva a questo è anche per risparmiare risorse, per utilizzare al meglio i servizi. È certo che questa fascia lunga dove sui 2600 km quadrati, diciamo, della nostra provincia, 300 sono laguna, che non sono, come si riteneva qualche anno fa, il vuoto, sono un elemento, un collante storico, culturale, ambientale importantissimo. È evidente che era uno degli elementi, fra l'altro, di debolezza di cui si parlava prima, quando il comune di Codevigo, che è in provincia di Padova, entra all'interno della fascia lagunare senza averne in qualche modo. Quindi ci sono molti elementi che portano a questo. Bisognerà accelerare e soprattutto trovare in questi mesi che mancano prima che si attui questo percorso, soprattutto l'aspetto culturale del dibattito economico e di come utilizzare al meglio le esperienze migliori che si sono fatte in questi anni all'interno di vari comuni della provincia per trovare dei denominatori comuni, perché come sosteneva prima l'avvocato Bergamo, uno degli elementi che andando ad ascoltare, diciamo, il territorio trovano un maggiore ostacolo è che si passi ad una concezione eccessivamente veneziano-centrica che oramai da molti anni, da molti decenni non è più in qualche modo accettata dalla maggioranza della popolazione.
Certo, con questo siamo tornati all'argomento politico e qui l'avvocato Bergamo ha fatto due sottolineature importantissime. Una di chi sarà, non ho capito bene se sarà un sindaco o un presidente della città metropolitana, perché l'avvocato Bergamo prima ha detto sindaco, poi si è corretto e ha detto presidente. Ecco, ed è un'immagine comunque che all'esterno, perché Londra ha il sindaco della City di Londra ed è un sindaco, e qui il problema è di capire se questa è una funzione amministrativa di secondo grado o invece è una funzione politica, e anche questo è un argomento che abbiamo sottolineato, e quindi su queste problematiche. E poi ce n'è un'altra, che è quella della divisione fra Venezia e Mestre, perché in sostanza si è detto che è previsto dalla legge sulle città metropolitane, ripeto quello che diceva l'avvocato Bergamo, che questa divisione può avvenire su deliberazione del Consiglio Comunale una volta istituita, però c'è una normativa statutaria. Un referendum. Sì, un referendum, ma il referendum deve essere approvato prima dal Consiglio Comunale, il quale, come tutti i suicidi, probabilmente non sceglierà mai la pianta a cui essere impiccato, ma il Comune, secondo logica. La sua riforma metropolitana, ecco, il Comune l'aveva già fatta. Certo, però c'è una norma costituzionale la quale consente alle regioni di deliberare nelle relazioni ai comuni, quindi c'è su questo un'interpretazione variata. Ma io mi fermerei all'aspetto politico, dando la parola all'avvocato Bergamo, che certamente su questo deve darci non solo delle problematiche, ma anche qualche ipotesi di soluzione. Prego. Ma stando al tema specifico che stiamo affrontando in questa trasmissione, io non so se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Sicuramente resta molto da fare in un processo di attuazione di questa, che è ormai una realtà, perché è riconosciuta in Costituzione, di questo ente intermedio tra lo Stato e i comuni, che sono le città metropolitane. Resta molto molto da fare. Definire l'ambito territoriale ottimale di integrazione territoriale. Tra l'altro si era previsto anche che l'estensione potesse avvenire anche su base volontaria, successivamente all'attuazione della prima enucleazione della città metropolitana corrispondente alla sola, sottolineo sola purtroppo, provincia di Venezia. Così come da dare contenuti forti, gestionali, di programmazione, di omogeneizzazione delle funzioni all'interno di questa area vasta, perché soltanto così diventa attrattiva e può invogliare anche altre parti del Veneto, Padova e Treviso, ad aderire. Deve avere funzioni, responsabilità e gestione e autonomie forti rispetto alla regione, rispetto allo Stato. Quindi deve essere veramente un'area che si autogoverna con pieni poteri e anche con possibilità di risorse proprie, quindi la fiscalità e il far permanere il gettito fiscale nell'ambito dell'area o della città metropolitana è un altro aspetto molto importante per convincere di questa esigenza. La verità è che la Regione ovviamente non ha mai voluto assecondare questo processo. Come è altrettanto evidente che un'area come Venezia, Treviso e Padova possono costituire un land alla tedesca molto forte, centrale anche dello sviluppo del paese e perché no anche dell'intero nord-est europeo, con una forza propria. Ma se vediamo che a Venezia comune non può neanche assegnare gli spazi alle gondole in bacino di San Marco, perché la competenza in quel tratto è dello Stato, beh, mi pare che questo processo è ancora molto lontano da dare risultati concreti, ma altrettanto indispensabile che li dia realmente e nel breve periodo. Ringrazio l'avvocato Bergamo, a questo punto ritengo che abbiamo adeguatamente approfondito l'argomento. Grazie, buongiorno.